Amici di Fanner, benvenuti allo stadio comunale Mirko Ricci, dove sta per avere luogo la 28ª giornata del campionato di prima categoria. Protagonisti dell'incontro il Virtus Nettuno e il Fonte Meravigliosa. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro con il Virtus Nettuno che attaccherà da destra verso sinistra. Il Fonte Meravigliosa da gialla attaccherà da sinistra verso destra. Primo calcio dell'incontro sarà dato dai giocatori della Virtus Nettuno. Inizia ora l'incontro, palla verso Di Gregorio che va a rilancio lungo, la zona di Nardini con la testa prolunga cercando un compagno, fischia un fallo, il direttore di gara. Sulla battuta Di Gregorio, Nardini non lo trova, lancio dove interviene Mattarelli, il fallo su Roano. Lancio a cercare Gross, che in qualche modo riesce a effettuare una sponda. Si lamentano di un fallo i giocatori della Fonte Meravigliosa, fallo non ravvisato dal direttore di gara. Ora Tomassini recupera subito palla il Fonte cercando poi Gross, che finisce però in fuorigioco, non riesce ad arrivare quindi sulla sfera. Diprenderà Bernardini, il capitano del Virtus Nettuno. Ora Di Gregorio prestato da Gross, in qualche modo riesce a liberarsi della sfera, pure fortunato vista la pressione di Salveta. Mauro in avanti, la prolunga con la testa Pellegrini, palla finisce a Talocci. Gross cerca di duellare con Bernardini, che riesce comunque con la testa ad alleggerire verso Silvi. Ora Di Gregorio che va da Mauro, pressato da Mattarelli. Apre Floris, riesce a spazzare la difesa del Fonte. Ancora in possesso della squadra di casa con Bernardini che va in avanti. E parte Di Vincenzo che va in avanti, riesce ad intervenire Floris. Il rilancio lungo a cercare il solito Gross, ma Bernardini come al solito è diligente, aggira verso Marino che rilancia lungo, trovando però Di Vincenzo che andrà alla rimessa. Ancora Gross cerca di servire in qualche modo Salveta, ma recupera la Virtus. Pellegrini sulla destra verso Nardini, cerca ancora il numero 10, esce bene però Peterlini, il fallo di Nardini ai danni di Marino. Ora recupera con Paolacci, che viene pressato, va in avanti, cercare Mattarelli, recupera quindi Silvi.
spazza di testa di solito Paolacci, ancora Bernardini, ma sempre Paolacci che va a rinvio di Vincenzo in pressione, ma la palla finisce a Tamburini. Proano va a rilancio a cercare Gross, che riesce ad dimisticare la sfera con un po' di preoccupazione, poi va al tiro, la palla finisce alta. Va a rilancio Silvi, rilancio nella zona di Pellegrini, in qualche modo la palla finisce ancora al Virtus Nettuno con Nardini, cerca l'azione personale, poi va a cercare Tomassini, ma esce Palocci e la fa sua. Il rilancio del numero 1. Si prolunga con la testa, Gross sulla sfera, aspetta l'aiuto di qualche compagno, poi la gira verso Paolacci, recupera la Virtus, rilancio lungo a cercare Pellegrini, si impegna con la testa per uscire il difensore del Fonte, ora la palla verso Nardini, al limite dell'area di rigore, allarga verso Massini, recupera la difesa del Fonte, ora Paolacci sulla sinistra verso Marino, che torna indietro da Di Vincenzo, che va al lancio lungo a cercare Gross, mette in out Di Girolamo. Di Vincenzo, che poi con la testa sempre per Paolucci, che va a lancio lungo a cercare Matarelli, che trova il gol del 1-0 all'8° minuto di gioco, un gol del numero 7 Matarelli, che porta in vantaggio il Fonte sul campo del Virtus Nettuno 1-0. Dai raga, iniziamo la partita! Inizia ora l'incontro quando il punteggio è cambiato, ci troviamo ora sul 1-0 per il Fonte Meravigliosa. Nardini si porta la palla in out, sarà una rimessa, la quale si occuperà Peterlini. Recupera la Virtus, Tamburini, recupera però il Fonte. Vincenzo va da Marino sul fondo, può andare al cross, lo finta, poi ancora verso Di Vincenzo, però la palla è troppo lunga, Marino protegge e si ripartirà messo dal fondo. Finisce alla fine a Salveta, che può andare in aria,
si lamenta per un contrasto, però viene ravvisato dall'arbitro. Riparte ancora ora la Virtus Nettuno con il numero 8 Nardini che la prolunga, ottimo stop di Pellegrini che però poi si porta la palla in out. Gross apre sulla destra verso Salveta che riparte da Paolacci. Mauro la fa sua, Tamburini, poi Nardini la gioca da Di Girolamo che torna da Bernardini. Marino cerca Tomassini ma la palla è uscita. Cerca di arrivare, poi Bernardini gioca per il terzino destro che va però al rilancio. La palla può diventare Gross che si impegna per tenerla in campo, un compito arduo che non riesce al capitano del Fonte. Svetta Paolacci, la palla finisce a Marino che la allarga per Gross che cerca ancora Matarrelli che riesce ad ottenere la sfera. La torna da Di Vincenzo che la mette in mezzo ancora per Gross che lotta con la difesa avversaria. Nardini prolunga verso Pellegrini, può dare un contropiede, poi la prolunga ancora per Nardini che la mette in mezzo dove però c'è Roano. Mauro va da Pellegrini che ne mette in mezzo, la palla finisce ancora per Nardini, poi Matarrelli sbaglia il rinvio, voleva cercare Gross, finisce con la mano di Girolamo e concede una punizione a Fonte Meravigliosa. Lancio sulla sinistra, Marino la domestica con il petto, poi guarda in mezzo, cerca il cross dove può arrivare Matarrelli, non ci riesce. Il numero 7 era una buona idea quella di Marino. Lancio lungo nella zona di Tamburini che prolunga verso Tomassini, però si scontra con Roano, ancora buona per il numero 11. Slipli di Vincenzo cerca di mettere in mezzo, chiede una deviazione, non è il direttore di gara. Roano, Gross non può arrivare sulla palla del numero 5.
scambio, fanno loro, il giocatore del Fonte. Gross può arrivare al tiro, lo effettua, Silvi la stoppa. Sbaglia tutto Paolacci, recupera e poi il tiro viene disinnescato da Talocci. Ora Peterlini, e viene Nardini, mette in out. Sulla palla sempre Peterlini, che cerca Gross, che svaria tutto il fronte offensivo. Poi un fallo su Peterlini. Si occuperà della battuta Quagliariello. Parte Quagliariello con la bassa, intercetta Bernardini, ma rinviene Peterini che la mette in mezzo. Può andare al tiro Marino, poi Roano, che però è in posizione di offside, quindi rende inutile tutta l'azione offensiva del Fonte Meravigliosa. Riparte veloce la Virtus, palla per Marino, poi Di Girolamo che la gira bene. Ora Tamburini è l'ultimo a toccare, quindi riparte il Fonte. Gross che va davanti da Matarelli, che viene stoppato fallosamente. Sulla battuta Quagliariello e Paolacci. Parte Quagliariello che va dritto in porta, Silvi con un brivido. Calcio d'angolo del quale si occuperà sempre il numero 10 Quagliariello. Parte ora la palla in mezzo, interviene Mauro a spazzare l'area di rigore, poi Di Girolamo completa il disimpegno. Ma rinviene Matarelli, ancora Di Girolamo, mette in out, ottiene anche la rimessa in proprio favore. Tamburini
ottiene una rimessa. Tomassini contro Di Vincenzo, recupera il numero 3 che va a cercare Gross, poi Di Gregorio mette in out. Ora a cercare il capitano. Adesso Paolacci che va a pensare al tiro, lo effettua, ma esce di tanto. Adesso la porta difesa da Silva. Rinvia ora il numero 1. Floris riesce a servire Tomassini e come al solito si deve librare di Vincenzo, non è un compito facile. Ha fermato ancora il numero 3, se ne va bene Marino, la palla verso Mattarelli che lascia scorrere verso Salvati, poi la recupera il numero 7 che allarga sulla destra verso Peterlini che si prende tutto il campo, poi cerca un cross che viene deviato, quindi sarà calcio d'angolo. Sulla battuta l'autore del gol Mattarelli. Parte ora Mattarelli, la palla messa in mezzo e c'è il gol del 2-0 di Terribili, arrivata al minuto 23 del primo tempo, raddoppia quindi il Fonte Meravigliosa grazie al difensore Terribili. È cambiato nuovamente il punteggio, ora sul 2-0. Tomassini sempre a duello con Di Vincenzo, ora lo aiuta Roano che va rinvio lungo, riesce a stoppare in qualche modo Gross, poi cerca di metterla in mezzo dove è presente Mattarelli, Mauro si impegna, poi Bernardini. Marino va da Bernardini che lancia lungo. La palla messa in mezzo da Pellegrini.
da Floris che la mette in mezzo, esce e la fa sua Talocci. Paolacci apre sulla sinistra dove Marino deve intervenire. Tamborini la mette in mezzo per Pellegrini che però scivola, non riesce ad arrivare quindi sulla sfera. Di Gregorio prolunga. Siamo arrivati al 27esimo, il punteggio ancora di 2-0 per il Fonte Meravigliosa che conduce, finora non ha rischiato nulla. Palla messa in mezzo, Gross la prolunga, poi Mauro riesce a spazzare ma ancora buona per Di Vincenzo che la mette in mezzo, svetta Di Girolamo, poi il tiro di Quagliariello, cerca di ripartire la Virtus ma la fa subito su a Roano che cerca Gross che però anche lui scivola. Floris viene atterrato. Tamborini, Nardini sulla sinistra, apre e lancia lungo, esce Talocci. Marino con la testa. Non è un buon intervento, ma riesce comunque a mettere la palla in aria. Palla per Gross che la stoppa, poi la gira sempre per Di Vincenzo che la mette in mezzo, una palla esce anche sospinta dal vento. Parte Silvi, sul pallone svetta più avanti di tutti Mattarelli. Ora Mattarelli sulla sfera, la gira per Salvati, cerca di prima intenzione qualche compagno. Poi Peterlini torna dall'estremo difensore. Marino riesce a lottare e a ottenere un fallo. Sulla sfera Quagliariello. Tocca Di Vincenzo, poi Quagliariello si accentra. Ora al cross dove può arrivare Gross ma lo anticipa Silvi, parte Pellegrini, ma
ma rinviene molto bene Roa. Poi Petellini evita anche che la palla esca. Recupera Di Girolamo che cerca di servire qualche compagno sulla profondità. Recupera nuovamente il Fonte con Matarelli che viene fermato fallosamente da Di Girolamo. Paolacci in giampa, prende subito il possesso con pallone. È costretto a tornare indietro la Virtus Nettuno. Ora Pellegrini sulla sinistra, viene coperto da Salvati, riesce comunque ad andare via il numero 10 che poi allarga sulla destra nella zona di Tamburini, ma non può arrivare sulla sfera. Quagliariello con la mano, poi Quagliariello Tamburini, palla basso, viene spazzato da Salvati, poi Gross cerca di lottare con Marino, la palla scorre in qualche modo, Mauro poi cerca di mettere in out, poi Marini completa il disimpegno, la palla resta comunque in gioco, anzi no, è uscita, un fallo di Di Vincenzo. Floris allarga verso Mauro, anzi Di Gregorio. Il fallo fischiato al Fonte. Sulla battuta Pellegrini. Partura del numero 10, la palla in quale svetta Marino, pericolosa l'azione del Virtus Nettuno. Il rilancio di Talocci, sul quale interviene Quagliariello che prolunga per Gross, che però spinge. Tamburini, Di Vincenzo stoppa l'azione della Virtus Nettuno che riparte ancora dal numero 3 che lancia lungo cercando Matarelli, recupera Nardini con la suola, cerca di portarsi avanti, lo stoppa Paolacci. Marino verso Nardini, mentre pensa che la passa in qualche modo Romano e prima di intervenire sulla sfera si occupa
Quagliariello e per un attimo riesce a strappare il possesso alla Virtus, recupera subito, poi va al lancio di Mauro, Peterlini interviene, per ancora Girolamo, la gira per Gregorio, che lancia lungo, poi saltando Roano commette fallo. Erano 10 minuti alla fine del primo tempo e il punteggio ancora di 2-0. Hanno segnato Matarrelli e Terribili. Pellegrini sulla battuta nel secondo fallo l'accelerazione del batte nell'arco di pochi minuti. Parte ora Pellegrini, riesce a aspettare Nardini ma non a dare la potenza necessaria per impensierire Talocci. Il lancio lungo, qua cerca di arrivare Gross. Di Girolamo con Marino. Salvati cerca di abbassare i ritmi della Virtus Nettuno, che ora cerca almeno un gol prima della fine del primo tempo. Il miglior momento questo della squadra di casa. Bella palla, però fuori gioco. Gross. Floris sulla destra per Di Gregorio che gira per Mauro. Scevola Terribili, la palla in qualche modo passa ma Talocci è primo ad arrivare sulla sfera. Momento un po' di difficoltà per la squadra ospite che per i primi 30 minuti del primo tempo non aveva rischiato nulla. Ora la Virtus cerca di pressare e lo fa bene, sta costringendo la squadra ospite alla difesa. Marino, passato Tomassini, Floris, brutto disimpegno il numero 7, recupera Paolacci, la gira per Matarrelli, poi rinviene di Girolamo senza fallo, secondo il direttore di gara, allarga per Marino. Ora Gross stoppa, poi ragiona, la gira per Matarelli che di prima intenzione cerca Quagliariello. Salvati, era un'ottima idea quella del numero 7, partito però in fuorigioco il numero 8. L'apertura nella zona di Pellegrino, scevola Matarrelli, cerca di impegnarsi Gross, ma è bravo Floris a resistere l'attacco dei due avversari. Poi Di Vincenzo spazza, Di Gregorio gira per Mauro, torna
il rilancio di Salvati. Marino cerca di spazzare, ma il suo omonimo Marino riesce a mettere in out e impedire che la Virtus riparta. Floris cerca di andare in avanti a cercare Nardini, che riesce a stoppare, poi cerca di superare Di Vincenzo, grazie all'aiuto di Roano riesce a spazzare, poi il fallo su Marino. Salvati Floris, la pressione di Paolacci, riesce a liberarsene Floris, poi lancia per Pellegrini. Lancio di Pederlini, Gross viene anticipato di Gregorio, che comunque mette una palla pericolosa che viene pulita da Bernardini, che va a rilancio, stoppa Floris in qualche modo, poi cerca di servire Massini, Ruano. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, punteggio ancora di 2-0, ma ora la Virtus Nettuno sembra aver preso le misure e mette anche in difficoltà la squadra ospite. Ricordiamo che le due squadre sono divise da ben 24 punti in classifica e che il Fonte è a sole 2 lunghezze dalla prima alla seconda in classifica, quindi una vittoria sarebbe fondamentale. Gross verso Matarrelli, poi Marino recupera Di Girolamo che torna da Mauro, che è libero sulla fascia sinistra, va da Pellegrini, pressato da Salveta. Parte terribili, la palla in mezzo che viene lasciata scorrere da Marino, riparterà Silvi. Non manca veramente poco alla fine del primo tempo, quello è il punteggio di 2-0. La palla prolungata verso Nardini che cerca a sua volta il compagno, la rimessa sarà per il Fonte visto che al momento del tocco di Nardini la palla era già uscita. Di Vincenzo
Finisce qua il primo tempo, sul punteggio di 2-0, ma una buona reazione della Virtus alla fine del primo tempo. Ma dai che lui se si li fa crescere ce l'ha, non ti preoccupare. Inizia ora il secondo tempo con Marino che cerca di andare sulla sfera, recupera subito il Fonte di Vincenzo, la cross, palla però scorre, la sua Silvia, Mauro cerca Pellegrini, ancora Pellegrini cerca di tenere la palla in campo, la fa subito e rilancia nella zona di Gregorio, svirgola, spazza Ruano, poi Matarrelli, prima intenzione ma Grossen fuori gioco, parte Bernardini, poi Di Gregorio che va a lancio lungo, stoppa Pellegrini ma la fa subito sua Peterlini, lancio di Salveta a cercare Gross, riparte Tamburini, apre ma è in fuori gioco Tomassini, è per questo che io sarò con te, forza vocale. Oh, forza vocale, nessuno per il nostro amore. Forza vocale. Rilancio ora Talocci, Tamburini cerca di arrivare sulla sfera ma Quagliariello lo anticipa, poi Mauro perde il contatto con la sfera, Mattarelli cerca Gross, anticipa Bernardini, il lancio lungo di Terribili, fallo. Sulla palla Pellegrini, parte ora Pellegrini, la palla passa, è ancora buona, c'è il fallo di Marino. Sulla sinistra, supera bene il pressing Morini, la palla ancora non è uscita, Floris riesce a recuperarla, gioca ancora con Tamburini che torna indietro da Marino, va da Nardini, viene Paolacci, poi Matarrelli rientra, ma Nardini gliela strappa, poi Di Girolamo apre sulla sinistra, azione di Gregorio, cerca di alzare traiettoria della sfera, fallo di mano di Girolamo, parte Quagliariello,
da Gross, che ha anticipato Quagliariello, salta bene la pressione di Giacomo, la gioca con Salvetta che la sponda, sempre per il numero 10, la Salvetta era di Gregorio, poi di Giacomo, Floris, prolunga, Parao, ma con un fallo di mano. Sulla battuta Floris e Nardini, tempo entrato Zamparini sulla destra, parte Nardini, il tiro diretto in porta, bravo Talocci a mettere in angolo. La palla in mezzo, Ruano cerca di metterlo in mezzo, sì, di Gregorio, poi tenta il tiro Tamborini, il Fonte ancora un po' scosso con l'inerzia della partita che ora sembra andare verso la Virtus Nettuno. Parte Talocci nella zona presidiata da Floris, che di prima intenzione cerca di servire Tommassini, non riuscendo con l'intento per lasciare spazio a Zamparini, uscito palla per Nardini, proprio per Zamparini che sbaglia il cross. Centrato Tamborini ed è uscito di Girolamo. Riparte Talocci in zona di Quagliariello, palla passa per Quagliariello con la testa di servire Paolacci, sbaglia però il suggerimento per servire Gross. Riparte quindi la Virtus Nettuno con Zamparini che cerca Tommassini, poi spazza Terribili nella zona di nessuno, cerca di arrivare Tarrelli che è velocissimo, riesce a tenere la palla in campo, poi supera Mauro che colpisce con una mano e viene anche ammonito.
Parte ora Quagliarello, la palla in mezzo, viene spazzata da Floris. Il lancio di Silvi, Nardini prolunga, buca l'intervento di Vincenzo, ma la fa sua comunque Talocci. Dai regà, dai Riparte ora Talocci nella zona di cross, viene poi Quagliarello, Nardini lotta con Paolucci, poi fallo fischiato ai danni della Virtus Nettuno. Riparte Paolacci, e poi esce Marino per la Virtus Nettuno. Ed entra al suo posto Granata. Quagliarello sulla sinistra cerca e trova Gross che allarga per Di Vincenzo. Ancora Quagliarello cercare Gross, riesce a liberare la difesa ma trova Salveta che la mette in mezzo. Poi il tiro di Quagliarello, anzi di Marino. Parte Silvi, arriva Di Vincenzo, la prolunga, cerca a cercare Gross, perviene Floris, terribile, la lascia a Talocci. Quando siamo arrivati al 14° minuto del secondo tempo, punteggio ancora di 2-0 per la squadra ospite. Il rilancio di Talocci, cercare Gross, come al solito è chiuso in mezzo alla difesa avversaria. Granata subisce fallo da Salveta sulla sinistra verso Mauro che stoppa, cerca Pellegrini, poi ottiene un buon calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, Nardini con il tacco cerca l'Eurogol, ottima la parata di Talocci. La palla ancora buona, cerca il tiro, poi Bernardini, doppio tiro Mauro, ottima occasione per la Virtus Nettuno che non trova però il gol del 2-1. Dai raga, mica è finita la partita, Parte Talocci, poi Quagliarello, spazza Floris che ora fa il centrale di difesa con la difesa a 3 ora la Virtus Nettuno. Zamperini cerca la giocata personale, viene però stoppato, poi Quagliarello si impegna ma recupera subito Bernardini che cerca di metterla comunque in mezzo, spazza, terribile. Ora Gross cerca il lancio lungo per favorire Matarrelli, riesce però nell'intento, visto che gli esce fuori un passaggio troppo lungo. Viene ora Quagliarello a impedire che la palla arrivasse
a Zamparini. Bernardini verso Floris, che salta un avversario, poi cerca il lancio. Gira di prima intenzione, che si libera bene la pressione di Salvetta, cerca il tiro da lontanissimo, in qualche modo il portiere, un doppio miracolo di Talocci. Parte Talocci, Tamborini, poi Salvetta, Zamparini, poi la palla lunga verso Tomassini, interviene Di Vincenzo, la mette in mezzo, poi la spazza Rovano. Gross prende la posizione, poi si lamenta per un contatto non falloso secondo l'arbitro. Riparte ancora Marino sulla sinistra e viene alterato questa volta fallosamente. Palla in mezzo di Di Vincenzo. Tempo, il punteggio ancora a 2-0. Di accorciare le distanze, il rilancio di Silvi nella zona di Tamborini, poi Granada, Floris, la pressione del capitano Del Fonte però non impedisce alla Virtus di andare in avanti. Recupera ora Talocci. Gross viene anticipato da Floris, poi fallo su Granada. Ora Granada riparte velocemente il numero 16, cerca Nardini, pulisce però tutto il difensore della Zente, riparte velocemente con Gross, che però è da solo per prendersi il capitano, cerca l'arrivo di qualche suo compagno, poi Floris lo ferma e ottiene anche il massimo, una rimessa di favore. In zona offensiva alla Fonte Meravigliosa.
cerca di entrare Scarpelli al posto di Quagliariello. E già non vedo l'ora di ritornare. Matarelli cerca di andare da Gross, recupera Granada. Di Vincenzo cerca di andare a servire qualche compagno, recupera però ancora la Virtus Nettuno. La palla verso Mauro, cerca Granada, ancora Mauro che va della Miglia. Ora Bernardini allarga per Pellegrini che di prima intenzione cerca Nardini che si supera bene i due avversari, poi la mette in mezzo, spazza Terribili. Con la voce, te lo dico con il cuore, il fatto della mia vita, giallo blu i miei colori, sarà perché non ti può per rispondere, te lo dico con la voce. Parte ora Pellegrini, la palla in mezzo e c'è il gol che accorcia le distanze, segnato da Floris al 22esimo minuto di gioco del secondo tempo. Gol che accorcia le distanze, 2-1. Si riprende ora con il punteggio di 2-1. Floris ora fa il difensore centrale, mentre Scarpelli cerca Salveta che la tiene in campo. Si deve dare una svegliata il Fonte che in questo secondo tempo è sempre in difficoltà. Questa è la pressione della Virtus Nettuno che in realtà era iniziata già alla fine del primo tempo, negli ultimi 15 minuti si è resa pericolosa la squadra in maglia blu. Gross si lamenta per una spinta non ritenuta fallosa dal direttore di gara. Recupera subito Salveta, ma Granada gliela strappa nuovamente, poi cerca di andare in avanti nella zona di Paolacci. Granada con la testa, poi Scarpelli, ancora il numero 17 appena entrato, cerca di andare da solo, supera bene due avversari, poi litiga con il pallone, però ottiene comunque una rimessa, anzi no, secondo il direttore di gara è l'ultimo ad aver toccato Bernardini, poi Nardini, ancora Scarpelli, tirato questa volta fallosamente da Pellegrini. Parte Di Vincenzo, Salveta cerca di prolungare, Matarelli si impegna ma Di Gregorio mette in out. Gross cerca di prendere posizione, c'ha due avversari che lo pressano, la palla non è mai uscita, quindi sarà sarà un rinvio dal fondo per Silvi.
quando siamo arrivati al 25esimo, prima metà del secondo tempo, punteggio ora di 2-1, con Tommasini che non riesce ad arrivare sulla sfera, che lo supera. Poi Marino mette in out. Della Miglia, ancora buona la palla fischiata da Nardini, che si libera bene i due avversari, poi allarga nella zona però di Di Vincenzo, che con la testa manda sui piedi di Tamborini, che la mette in mezzo. Scarpelli lascia liberare poi molto bene Tomassini, supera Mauro, che viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Giocherà questi ultimi 20 minuti in 10 la formazione di casa, vista l'espulsione di Mauro. Entrambe avvenute nel secondo tempo. Terribili, palla verso Tomassini, si è ripreso, poi lancia Peterlini, Tamborini si libera bene, Matarrelli, poi viene atterrato, batte subito Granada sulla destra, cerca Tamborini, non riesce a stoppare, Di Vincenzo spazza, Grosso cerca di impegnarsi ma Di Gregorio torna da Bernardini, poi va da Nardini, della Miglia, dell'Emilia, Doris, fallo di mano di Gregorio. Ha battuto Paolacci, parte Paolacci che la mette in mezzo, Scarpelli 4 a prolungare nella zona di Tomassini, che però di Marino, che però è fuori gioco. Ora Tomassini cerca di arrivare sulla sfera, glielo impedisce Peterlini, frapponendosi fra lui e la sfera. Parte Di Vincenzo con un retropassaggio che poteva diventare rischioso. Salveta, poi Scarpelli sbaglia l'appoggio, riparte quindi la Virtus Nettuno con Granada che può portarsi sul mancino, poi gira per Nardini, supera due avversari e anche l'arbitro e apre molto bene nella zona di Tamborini, che effettua un cross di prima intenzione che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire.
parte Talocci, la zona di Marino, poi il fallo messo da Gross su Di Gregorio e parte subito la Virtus Nettuno con Bernardini che prolunga per Nardini che stoppa in qualche modo, viene preso la salvezza, lo supera molto bene, poi interviene, ma c'era un fallo su Nardini. Sulla battuta Granada Granada con la palla che viene subito intercettata dalla difesa del Fonte, può ripartire, poi un fallo su Matarrelli commesso da Pellegrini. Il Fonte che non ha nessuna intenzione di velocizzare le operazioni visto che si trova in vantaggio di un uomo e di una rete sulla Virtus Nettuno quando mancano 13 minuti alla fine del secondo tempo. Parte Terribili, stoppa Marino, allarga sulla destra per Salveta, il rigore può pensare al tiro ma lo anticipa Pellegrini molto bene. Granada poi riparte con Delle Miglia, Roano, la palla verso Gross che riesce ad intervenire, la palla per Matarrelli che può chiudere la partita e firma il gol del 3-0 Matarrelli, quello 3-1 Matarrelli, quello che probabilmente chiude la partita. 3-1 al 33esimo minuto di gioco del secondo tempo per il Fonte Meravigliosa. Prende ora l'incontro sul punteggio di 3-1 con la doppietta di Matarrelli. Lancio lungo ora nella zona di Tomassini, la fa sua però Talocci. Ora l'impresa è ardua per la Virtus Nettuno che si trova sotto di 2 reti e di un uomo quando mancano poco più di 10 minuti alla fine dell'incontro. Tamborini interviene ma la recupera subito il Fonte. Scarpelli verso Di Vincenzo che va a cercare Gross, anticipa Floris, ora Tamborini cerca di servire Pellegrini, rinviene subito sulla sfera. Tomassini cerca di liberarsi dalla pressione di Di Vincenzo che riesce a strappargli però il possesso in modo legale. Ancora Di Vincenzo sulla sinistra, la palla forse uscita, così il giallo è un Fonte di Tamborini
Va Pellegrini a cercare Tomassini, la stoppa, la mette in out Matarelli. Pellegrini sempre a cercare Tomassini, che non riesce però ad intervenire. Palla per Gross, che riesce a colpire con la testa, poi a servire Marino, ma a quel punto Gross è finito in fuorigioco. Cambio arbitro, cambio! Tamborini, Floris va a rinvio, Paolacci con il petto, serve Marino che gli ridà, ora per Di Vincenzo, Scarpelli cerca di andare da solo, viene fermato da Tamborini che si becca il secondo giallo e quindi l'espulsione anche il numero 9 del Virtus Nettuno. Ora in 9 la squadra di casa. Esce Matarelli, autore di una doppietta, quella che per ora decide la gara insieme al gol segnato da Terribili. Paolacci verso Salveta che cerca Gross, che è in posizione di fuorigioco. Aveva fatto un bel gol il capitano del Fonte, tempo è entrato al posto di Matarelli il numero 16 Lodi. Salveta cerca di andare in avanti, Gross però veniva incontro, la palla per la difesa della Virtus. Ora Nardini prolunga, Paolacci riesce ad anticipare Tomassini, ora Lodi sulla sinistra, aspetta la sovrapposizione di Di Vincenzo, poi lo serve, ora va lui a sovrapporre Marino verso Salveta, ora Di Vincenzo che la tiene in campo, serve Marino che prolunga per Lodi, ma Floris attende che la palla esca, sarà un rinvio dal fondo per Silvi. Quando mancano 5 minuti alla fine dell'incontro, punteggio di 3-1 e la Virtus è in 9, c'è la doppia espulsione, entrambe le espulsioni per somma di ammonizioni. Lodi per Marino, ora Paolacci che allarga verso Peterlini che va in avanti a cercare Gross che stoppa, ora gira ancora per Peterlini che torna da Terribili che lancia direttamente in out. Granada anticipa Salveta, poi ancora Granada riesce ad intervenire sulla sfera e farla sua. Scarpelli, esce Marino,
tra le file del Fonte Meravigliosa. E dal suo posto entra Di Legge. Il lancio messo in out da Bernardini, ma l'ultimo tocco è di Gross, anzi fallo di Gross. Svetta Paolacci, poi Di Legge la lascia a Lodi, che fa rilancio dove Floris anticipa Di Legge, serve Pellegrini, la palla ancora in campo, anzi no, Di Legge viene fermato da Pellegrini senza fallo, secondo il direttore di gara. Di parte della Miglia, che con un numero si libera i due avversari. La palla è ancora lì, torna indietro Lodi, poi perde il contatto con il pallone Paolacci, quindi recupera la Virtus servendo Nardini. Va a toccare però un giocatore del Fonte, quindi sarà una rimessa per la squadra di casa. Bernardini in mezzo, la sponda di Nardini, che però si appoggia in modo falloso sul Terribili. Siamo arrivati al 43esimo. Va rinvio Talocci nella zona di Gross, che lascia a Scarpelli. Ora Di Legge, che può liberarsi per il tiro, lo effettua, la para Silvi. Non riesce a stoppare Tomassini. Terribili verso Scalpelli, che però commette un fallo di mano. Granata con la palla in mezzo, pulisce il palo e Cardona, la pulisce il Fonte. Di Legge cerca di servire Lodi, viene però fermato da Granata. Ora Floris allarga per Pellegrini. Siamo arrivati ora al 45esimo, manca solo il recupero. Lancio lungo di Talocci, non riesce ad intervenire Nardini, aiuta Bernardini, poi rilancio di Peterlini. Gross riesce a tenerla in campo, si libera di due uomini, Di Legge accorre sulla sinistra, ancora Gross, può andare da solo, poi serve Di Legge che effettua il tiro, che viene murato, poi ancora Di Legge che becca la traversa. Ottima occasione per il Fonte.
Il lancio di Granata a cercare Della Miglia. Malocci va rinvio, Pellegrini con la testa cerca, trova Ardini che si libera di due uomini, poi cerca Della Miglia, buca l'intervento di Vincenzo, mette in angolo Terribili. Pellegrini libera l'area, Lodi ora di Legge, poi Granata torna da Silvi che spazza, Peterlini palla per Di Legge, riesce a servire Scalpelli con Lodi che si fa vedere in area di rigore con il tacco di Gregorio, poi libera Floris, Roano si fa strappare la palla da Della Maglia che torna indietro, Paolacci sembra dolorante, serve comunque Lodi, il movimento di Legge, ancora 1-2 con Lodi, l'out di sinistra può andare al cross, glielo impedisce Di Gregorio, ma Di Legge torna sulla sfera, poi Di Gregorio commette fallo. Fatto subito verso Salveta che può andare al tiro, lo effettua, supera tutta l'area. Sta arrivando il giallo blu, e se senti la cantare sta arrivando. Lancio lungo, su questo intervento finisce la gara 3-1 la vittoria per il Fonte Meravigliosa che ottiene 3 punti importanti per la rincorsa a scudetto.